è carutuna. No, c'ha il piede storto, c'ha. Sì! Ma se ti fermi così sei un grande! Oh, ma tutto a posto! È la seconda volta che rischi di ammazzarmi! E no, non ridere, Fra, non ridere! Ma se faccio renno, ma tagliata la strada come un pazzo! Siamo troppa gente, nessuno si conosce tra di noi, non sappiamo guidare, perché il 90% non sa guidare. Oh! Ma quanto è stabile, Manuel! Magari sono tutte persone adulte, sono pericolo proprio, mamma mia! Oh! Di nuovo! Di nuovo! Ragazzuoli, stamattina si ritorna in sella. Siamo da Tamburrino, andremo con l'Africa Twin. Sì raga, guardate, l'automatica. Mi viene voglia di piangere. Ci divertiremo lo stesso, non vi preoccupate. In tutto questo io ho ancora i punti. Cioè in verità ho ancora la ferita aperta dal video dell'auto. Da come avete visto, si sono aperti i punti e di conseguenza ho il culo attaccato con lo sparatrap, in modo che si mantiene il punto chiuso. What the fuck are you doing, bro? Guardamela bene. Sempre, piano piano. Oh, come si mettono in marcia? Ma qualcuno che mi fa una consulenza, come... Ah, ecco, DS, ok, queste sono 2 pampoline, raga. Belle. Voglio anche io un CBR Carbon. Non potremo fare le pinne perché Emanuele è con la fotocamera. Quando la posiamo, però ci divertiamo. Quando la posiamo? Sì. Ah, tu puoi posare la cam dopo. Piccolo sporcaccione. Ah, io mi devo ricordare che la devo mettere a folle, quindi così. Ed ecco lì, si parte. Li ho visti un po' di vecchietti casati. Si sta andando in guaiato pataterno. Ma se faccio renno, ma tagliata la strada come un pazzo. Mi ferma nella rotonda qua. Sì. No, sei un grande, se ti fermi così sei un grande. Fermati un attimo, dai, a volo. Ah, grandissimo. Bellissimo. Buongiorno. Oh, bravo, mi fai emozionare, grande. Ti segui, capito? YouTube, TikTok. Bellissimo, fa veramente piacere, vai. Grazie. Grazie a te. Vale tutto casse. La proviamo sport adesso. Ma come si alza di cazzo, Manu? Quello per questo la gente si ammazza. Raga, questa moto ammazza la gente. L'Africa Twin a morte. Allora, raga, il problema di questa moto, io per questo diciamo che odio e amo questa motocicletta. Come ho sempre detto, io l'ho sempre voluta prendere, ma non mi piace immischiarmi in quella categoria di possessori che c'è qui a Napoli. Il problema è proprio quello, raga, è troppo accessibile. Le persone si pensano di star guidando uno scooterone, ma non si rendono conto che è una moto che in terza sta a oltre i 100 all'ora e cammina proprio bene. Cioè in terza, in seconda 100 e passa. Oh! Però non frena, guardate. Vedi, questo è quello che io intendo, vedi Manu? È normale, è andato male. Cioè non scala, devi scalare tu, capi? No, però Manu scala, se scali tu scala, Quindi mi rimangio quello che ho detto sul fatto che non frena. Lui c'ha quella buona, c'ha la frizione. Che bella. Abbiamo il monopolio, la strada è nostra. Ma quante moto dietro, Abbiamo superato penso l'80 di moto, Contiamo insieme da 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Solo qua davanti contando anche i 14, 15, 16, 17. Già ne conto una ventina solo così. Porca vacca, quanti ne siamo? Adesso si sono aperti dietro. Comunque sì raga, ritornando al discorso serio, mezza accelerata mi ha fatto capire che questa moto può risultare molto pericolosa. Vedi chi non è pronto, vedi io in quel momento non ero pronto, ho frenato solo. E se non scali tu lì in una frenata di emergenza, giustamente non è pronta come una moto con la frizione. Cioè col cambio manuale, non col cambio automatico. Quello è il punto, è come la stessa cosa delle auto, raga. Ditemelo anche voi nei commenti se non è così. Però io personalmente non trovo lo stesso feeling di frenata con una macchina manuale rispetto ad un'automatica. Passiamo all'e-sport.
Modalità cattiva. Però la modalità da XADV quella, è vero. Anche io sto con la lente abbassata, raga. Tutti con le Insta, raga. Dovete approfittarne. Stamattina ho fatto una consulenza privata a tutti i vecchietti. Dovete approfittarne. Semplicissimo. Infatti è stato bello un signore che mi ha risposto: io ho visto il tuo video, lascio fare tutto all'intelligenza artificiale. Che grandi. Vi rubo giusto un minuto per dirvi una cosa importantissima. Sono partiti gli sconti di Insta360 e ci sono di nuovo i kit moto in omaggio. X5 a 499 euro, Pure Video Plus, riprese notturne assurde, lenti resistenza zaffiro, se si rompono con un kit economicissimo le sostituite stesso voi a casa in 2 secondi. X4 Air, la nuova arrivata in casa Insta360, 359 euro, la più leggera, sì, 165 grammi tra le varie 360 8K. Raga, l'avete visto il video di presentazione, un qualcosa di assurdo, approfittatene, anche lei al kit moto omaggio. Ma adesso passiamo al pezzo forte. So che tanti di voi mi contattate e mi chiedete info su di lei. Ace Pro 2, possibilità di riprendere di notte, anche lei fare delle riprese assurde. È scontatissima questa volta, ma anche la Ace Pro. In tanti mi chiedete: Vale, voglio una cam che mi permetta di fare tutto, che sia economica, e raga, questa volta non potete sbagliare. Ace Pro a 250 euro, per essere più precisi 249, e c'è sempre il kit moto. Anche la Ace Pro ha il Pure Video ed è la cam che mi vedevate utilizzare fino a 7-8 mesi fa, quindi tutti i video vecchi del canale negli scorsi 2 anni sono stati registrati con lei. Ma ultima e non per importanza, anche perché nell'ultimo periodo è la cam che sto utilizzando di più anche qui in accademia, è lei, la Go 3S, scontatissima, un prezzo veramente assurdo, e qui non c'è il kit moto ma c'è l'accessorio che ci dà la possibilità di inserirla all'interno del casco. Questa è la cam che consiglio a tanti di voi appassionati del mondo pista, è la cam con la quale riuscite tutti quanti voi a portare riprese a casa anche nei circuiti come Vallelunga eccetera eccetera, che sappiamo che gli steward rompono un po' il cazzo. E anche lei riesci a portartela a casa con il kit per inserirla all'interno del casco a 259 euro. Cioè, ancora che perdi tempo. Poi mi contatti e dici: Vale, io non trovo gli sconti. Approfittane ora che il Black Friday tra poco finisce. Trovi tutti i link in descrizione con tutti i prezzi, tranquillo. Se questi mi sfidano, non fatemi chiudere la vena, sto lavorando, non posso fare il coglione. Penso che è la prima volta in vita mia che faccio questa strada senza correre. Mi si sono addormentati i piedi e le gambe. Madonna mia. Oltre al culo che mi fa male e che scorre sangue. Mister, are you okay? Non posso fare il pazzo, quella è la cosa. Non lo posso fare, lo vorrei fare ma non lo posso fare. ma non posso. Già sto esagerando troppo, non mi sono mai fermato dopo l'operazione per fare i progetti alla scuola, gli eventi, per tutto, e adesso vorrei solo guidare tranquillamente ma non posso. Poi c'ho un buco così, raga. C'è un buco così dietro la schiena. Io non ve le posso mettere queste cose qua sopra perché mi blocca il video. No, io sentivo puzza di merda, ti dico la verità, no polpette fritte. Ma che polpetta fritta? Ma non senti? È proprio puzza di cacca di vacca. Disgusting! C'era il cartellone sparato dentro, hai visto? Eh sì raga, in sport il freno motore è diverso, la scalata è diversa, cioè adesso se voglio posso buttare una prima aggressiva, guardate. Te lo fa fare a differenza di altre moto automatiche che ti tagliano, non ti danno la possibilità di scalare così aggressivamente. Quindi vantaggio sì, ma è una cosa che devi conoscere, perché quello è il punto, cioè le persone non lo sanno. I ragazzi anche che comprano le moto adesso per moda si mettono sopra, accelerano e vanno, non è che si mettono a sperimentare, provano a conoscerla, e lì nasce il problema, perché poi ti ritrovi in una situazione di pericolo, perché siamo stronzi, ci compriamo le moto per accelerare, non diciamo le stronzate, bisogna essere coerenti. Dopo ci troviamo in una situazione di pericolo, lei subito non ci perdona, perché è così raga, perché è così. Sì, saluta! Ciao! Grande! Un po' strano, cioè 30 all'ora di te. È perché sta in D, Manu, quindi giustamente a lunga, prima stavamo a 50 in quinta, lei che cosa fa per risparmiare e non consumare? Questo mi si stava venendo addosso, cioè questo fa tanto la sicurezza, poi riparte senza guardare, ci stava venendo addosso. Guarda, quinta marcia 55 all'ora, filo di gas, c'ha una forza assurda, 2000 giri, porca vacca che motore, sesta 2000 giri, guarda qua se affondo.
In mappa D, bellissimo. Il 19 comunque lavora proprio bene. Raga, che è brutto avere danni fisici. Il problema è che noi non siamo come le moto, non possiamo pagare per ripararci, avremo sempre degli acciacchi. Un jazzista che mi ha salutato, non ci credo. Ciao. Quello è il modello nuovo. Ah, c'ha il modello nuovo di GS per questo. Sì, si saranno aggiornati. Che è impossibile, un jazzista che saluta. È fuori dal normale una cosa del genere. Città di Teano. Mi fa male l'ano. Veramente però. Non l'ano, la schiena. La zona coccigea, la zona del coccige. Voglio accelerare. Che palle! Ah, finalmente posso provarla un po' nelle curve. Si vola! 80 all'ora, oh, sta volando! Ciao. La signora vera bella. Figurati come sto qui. Io per questo mi sto alzando ogni tanto. Ma si fa questo e si fa anche altro nella vita, perché vi ricordo che chi si ferma è perduto. Quindi noi non ci fermeremo mai. Quanto è criminale, è bella, mi piace tantissimo sta moto, madonna mia. Oh, con tutti i controlli, porco Giuda. Ma quello per questo veramente la gente si ammazza. Ma quanto è sto trattore? Quella ruota era alta 3 metri. I funghi porcini, dopo li compriamo. Oh, come erano belli quelli funghi. Fratelli biker. Vabbè, amo. Mo con la tuta addosso si sta una bellezza. La strada si sta pure riscaldando, mo che è stata un po' col sole che batte. Questa è una rapina. E poi ho fatto, questa è una rapina così, non così. Mi sono imbrogliato. Questa è una rapina con il dito. Oh, diceva Bear Grylls che l'arma più potente del corpo umano, lo sai qual è? Perché messo così, per colpire è quasi impossibile che si spezza, quasi impossibile, E colpisci al collo, Così ai tempi ho battuto i barbari. Naturalmente ragazzi, riempiteci di insulti se questa è una stronzata. Però io mi ricordo questa cosa di Bear Grylls. Bear Grylls. Sono simile, ti assomiglio. È presente quando uno dice vicino a qualcuno ti scusa il pack? A te davvero Mi sono messo il pannolino stamattina. È la prima volta poi che vengo qui e non mi preoccupo nemmeno dei Velox. Siamo dentro i limiti. E fu così che presi 3 verbali. Oh, che stanno a fare questi qua con l'XADV? Quello con quell'XADV mi fa paura. Non lo so, vedo troppo un cazzaro. Ah, un po' di strada. Qui l'ultima volta la polizia ci ha beccato a 2,50. Ma tutto a posto, va giù. Ma questa è gente di 50 anni. Sì, eccoli. Poi sono io quello che è il pazzo, perché io impenno, perché sono un criminale. No, tu che mi sorpassa così a bere pure ti piazzi dietro trattando da me. Ragazzi, passiamo sempre noi per i cattivi della situazione. Che anche gli adulti sono irresponsabili. Ma non irresponsabili, voglio. Si tratta di essere coerenti. Se compro una moto è perché voglio correre, porco Giuda. Se compro la moto è perché mi piace l'adrenalina. Se compro un 1000 da 200 cavalli è perché lo devo spremere, anche se è impossibile farlo. Oh, cazzo, mi sono stracciato, porco Raga, si riparte, piccola sosta aperitivo. C'è un sacco di biker qua sul passo che si stanno dando di sante ragioni. Noi dobbiamo fare i bravi. Sono passati un po' di gruppi con le tute come i pazzi. Amo, io spero. Sono il primo che vuole correre un po'. Godo. Ciao. Grandi. Un altro GSista. Oh, i GSisti ormai hanno imparato che bisogna salutare. Amo, sta piovendo. Cazzo, sta piovendo. Amo, io non mi posso bagnare. Ma non sta a me ne rinda nuvola, porco Giuda. No, ti prego, non mi far bagnare la ferita, che io già ce l'ho aperta pure. Dai, tempo, fai questi 4 schizzi, poi fermati. Non ce la faccio più. Pesco rosso! Di dove sei di pesco rosso? Io penserei che mi stanno prendendo per il culo. È la stessa situazione di quando mi dicevano pollena trocchia, che io pensavo fosse finta. Ci rimma a pollena trocchia. Per me era un meme, raga. Poi ho scoperto che realmente esiste. Pollena Trocchia, una città, una leggenda. Bellissima sta curva. Perché frenate in curva? Deve venire da noi questo. Sì, a fare un bel corso sicuramente.
Io ripenso, raga, tanti anni fa, ormai sono al dicembre di quest'anno, sono 5 anni che faccio questo. 5 anni fa chi si aspettava ad oggi tutto questo, che noi siamo qua a fare un video, a raccontare un'esperienza simile di un concessionario, il concessionario più importante della Campania, Dream Dealer ufficiale Honda, tante cose. L'agenzia è nata, siamo qua per produrre dei contenuti proprio per i profili social dell'azienda. Lo volevo? Sì. Me l'aspettavo? No, però lo volevo, ho lavorato tanto, ho fatto tanti sacrifici e ad oggi posso dire di lavorare con la mia passione al 100%. Io stamattina mi sono svegliato alle 6 dopo che ieri si è fatto tardi, dopo un weekend che ormai si fa sempre tardi con l'accademia. Il venerdì sera voi andate via per le 2 di notte e noi per chiudere tutto si fanno sempre le 3, le 4, torno a casa la mattina di nuovo in accademia che ci sono i corsi, quindi è dura, ragazza, è molto dura, devo essere sincero, lavoro molto più ora che quando facevo il cuoco per 18 ore al giorno, però col sorriso, non lo sento, cioè io in questo momento c'ho il culo aperto a metà, nel vero senso della parola c'ho il culo rotto, ma sono contento, non sento il dolore, sto godendo perché io sto lavorando, in questo momento io sto lavorando, che bello, e la cosa ancora più bella, raga, è il fatto che il progetto sta piacendo a tutti e a breve ci saranno delle novità che vi lasceranno senza parole. Vi posso solo dire che stravolgeremo il motorsport a livello europeo, se non mondiale. Ho investito tutto me stesso, soldi, tempo, tutto in quel progetto. Quello che mi porta a fare sempre di meglio è la vostra presenza, il fatto che ogni persona nuova che viene scopre il posto e rimane esterefatto da quello che facciamo, da quello che siamo riusciti a creare in 4 di noi, 4 scappati di casa, con pochissimi soldi ma tanta voglia di fare. E adesso ritorniamo ignoranti, basta discorsi sentimentali, andiamo a fare le curve. Tutto a posto? Sto bene o mi vieni addosso? Questo taglia le curve e mi taglia la strada, ma perché? Però si chiama fa male, bello rufrato, no? C'è. Ma tutto a posto. La gente è proprio stupida comunque. Io ho scallato la marcia, lo volevo bussare in testa. Mi scoccio anche ormai di rompere il cazzo alla gente. Imparate a fare le curve invece di frenare nei tornanti. Sta pieno di briciolino a terra. Io ho cambiato qualcosa qua. E che cosa ho fatto? No, sto mettendo il traction. Ma che metti il traction con tutto? Vabbè, non fa niente, rimarrà così l'infotainment. Se guida stradale non gli dà percorrenza, hai visto? Che figata di posti però, raga. Segnalate sempre gli ostacoli e la briciolina, ragazzi, è pieno di briciolina. Bello, raga, il fatto che puoi scalare anche un po' più aggressivo, questo fatto mi piace. Sono io a decidere se ti voglio quindi non parlare. Non me la fanno fare, vorrei fare una curva di percorrenza, capi che stacco, me la butto dentro. O mi prendo la distanza, perché frenano in da curva. La strada non è delle migliori. Perché frenate in curva? Sì, amo, si sono stancati pure loro, hanno anche ragione. Cioè davanti sono tutti quelli che vogliono camminare. Accelerate, vi prego, accelerate. Che grande! Capite come si diverte se si compra una moto? Siamo troppi vicini, secondo me. E quello lo sbaglio, non riusciamo a godere nessuno di questa cosa. Dovremmo distanziarci un attimo e riuscire a godere un poco meglio magari tutti quanti di quello che può essere il percorso. Pino! Ciao Pino! Eccola! L'Africa che scende giù! Dai, fatemela buttare giù! Non buttare giù nel dirupo, che sia chiaro. Buttare giù in curva. Siamo a Cardito? Cardito la mistica. Perché mistica Cardito? Cardito la mistica. No, però accelerano sul rettino e poi fermano in curva. Cioè, capite qual è il fatto di bestia? Che sono fermi poi.
Hai sbagliato qua perché questa era curva cica, stronzo. Giochiamo, ma non giochiamo nelle curve ciche. Dai, ragazzi, lasciamo i bravi. Fontana Cicchetto, wow, le fontane di Cicchetti. Sono tutti alcolizzati in questo paese. Buongiorno. Riprendere la moto dopo 20 giorni che sto male e non poter nemmeno guidare, quindi male e non poter correre, mi sto dannando, voglio tornare, così almeno al ritorno è libero e diamo un po' di gas. È finito! Fontana Cicchetto, piccolina, è una fontana di cicchettini. Siamo a Pratola! I vecchietti di Pratola. Oh! Ma tutto a posto! È la seconda volta che rischi di ammazzarmi! E no, non ridere, Fra, non ridere! Non ridere, perché se mi fai male, sembri... Non ridere, perché se ci facciamo male, non ridere! Mi stai ammazzando! Se non avessi i riflessi pronti, è la seconda volta che mi taglio la strada così e rischio di venirti addosso. C'ho il video, tengo video, ti faccio aprire la roba. Ma si faccia ren, e tu manno video, ma si faccia ren, state accorto. Siamo a fissuzzo nuovo, perché ci siamo a divertire. Su tromazza, si sta andando in guadato pataterna. Ma si faccia ren, ma tagliata la strada come un pazzo. Ci butto, mannaggia. No, non è caduto nessuno, amo, ci si faccia ren un signor Ulix di via. E 2 volte, la seconda volta, mi taglia la strada e mi assegna annanzi. Ma è caduto una? Stiamo a fiscire, ma perché? Stiamo a fiscire, ma stiamo a fare? Siamo troppa gente e nessuno si conosce tra di noi, non sappiamo guidare, perché il 90% non sa guidare, Raga, tutto a posto. Fortunatamente il signore del CBR sta bene, la porterà lui. Mi hanno un po' illuso che dovevo guidarla io. Vi dico la verità, un po' mi sono gasato perché ero tanto curioso di provarla, il nuovo CBR. Poi il Carbon, per chi mi segue su Instagram comunque sa che è una moto che la volevo provare, però alla fine non fa niente. Fortunatamente non è successo niente. Il problema di fondo, raga, con le moto queste qua edizioni limitate è il carbonio. Parliamoci chiaro, non è successo niente, la carena non si è spaccata, ma stanno 4.000 euro di danni. Tra lette e carena sono 4.000 euro di danni buoni. Cioè che noi, ok, siamo noi i criminali tutte le volte, siamo noi ragazzi che abbiamo la testa vuota, però io mi rendo conto sempre di più, tra tutte le persone adulte che vengono a fare la wheelie machine, di come mi parlano, si gasano e giustamente non hanno più né il corpo né il fisico né il coraggio di farlo, perché poi lo sai come funziona. Se la fai con la paura ti succede il problema, quella è la cosa, sorpassi come qualunque cosa sia. Mi fermo e voglio sgasare, poi mi dimentico che è automatica e accelera. Bene, bene, devo essere sincero, benissimo, comoda. Il fatto bello è che rispetto alle altre automatiche ti permette di scalare anche aggressivamente, in modo da dargli tanto freno motore. Va proprio bene, va. Sì, no, infatti un paio di volte cercavo la frizione, volevo scalare. Cioè da quando ci siamo fermati la prima volta adesso che non sento più il culo. C'è dolore, fastidio, poi è completamente andato in cancrena e mi sta morendo. Cioè, la mia gamba destra sta andando. Sono un controsenso, sono il controsenso vivente, il coglione per antonomasia. Cioè io mi lamento del fatto che la ferita non si chiude, ma non faccio niente per farla chiudere. Ma quanto siete bella! Oh, ci servono quei divanetti, Manu. Oh, stanno 100 euro lui. Di solito noi facciamo a gara per essere più veloci del navigatore. Questa volta siamo noi più lenti di Google Maps. Non è assolutamente possibile. E raga, ciò non vuol dire che bisogna farsi male. Io parlo di un passo svelto. Passo svelto non vuol dire correre. Vedete, il ragionamento che ho portato anche io. Siamo tante persone, non ci conosciamo, di conseguenza è brutto sorpassarsi, perché io non conosco, non so tu come puoi reagire, non so, magari vedi davanti l'altra persona cosa può fare. Io se invece quando esco con i miei amici tutti conoscenti, io so che Alessio se sta rallentando è perché vuole impennare, perché quello deve fare la curva così, la staccata più lunga, perché so anche chi va più forte di me, capisco il mio limite e io non potrò mai staccare o mai inserirmi in una curva come si inseriscono altri ragazzi del mio gruppo che conosco e che quando usciamo sì corriamo, ma mai superandoci, mai dobbiamo mai fare la gara a chi ce l'ha più lungo l'uno tra l'altro, perché poi vedi succede questo. Beh, ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, ma era un secondo questo ci stava buttando a terra con lo scooter. Penso dal video non rende, ma mi ha toccato. Figuratevi, poteva essere veramente un pa all'anteriore, invece di toccarmi magari sulla ruota piena, ma un po' più davanti, mi chiudeva lo sterzo. Io che facevo? Con Emanuele dietro, con i punti che non posso nemmeno mettere i piedi a terra. Già lo so, mi si sarebbe riaperta la ferita, mi sarei scorticato sano sano. Madonna, che bello, guarda come cammina.
ci hanno autorizzato a correre, quindi. Oh! Oh! Ma quanto è stabile, Manuel! Wow, non me l'aspettavo, lo sai che scendeva così tanto? Guarda che stavamo per grattare le pedane, Cioè, stavamo per grattare le pedane. Bellissimo. Oh, quanti ne siamo, raga? Versione cattiva, Toto. Oh, quanti ne siamo? Ancora gente. Bellissimo. Madonna mia. Io gratta la pedana, non mi interessa, c'è rattana la pedana. Quei sfizzi rattana la pedana non fa all'Africa. Non è, no, ma il problema è che ci stai pure tu dietro, Io non sto scendo col corpo, se hai visto, cioè sto buttando la testa e la spalla, ma il culo giustamente è rotto. Ma mi butterei qua adesso. Però non abbiamo il semitassellato, abbiamo una stradale. Amo quando apre, non vuole sapere niente. Bella, bella veramente. Oh! Traversino di Valentino con Emanuele! Madonna mia! La pedana a terra! La pedana a terra! Manu, la pedana a terra, ho provato a mettere la marcia col piede. Vabbè, però non fa niente. Ma giusta, incollata a terra! Oh! Di nuovo! Di nuovo! Che bella, raga! Ma per questo la gente si fa male, voglio. No, non è una moto da tutti e la gente si pensano che la possono guidare tutti, cioè. Ma io seconda e terza stiamo a 130 e passa, bellissimo. Ho grattato la pedana a Toto. Toto, scusa. Però, complimenti, Honda. Bella, non ho mai avuto modo di provarla. Oh, ma questo è un posteriore chiuso? Vediamo l'anteriore. L'anteriore, allora, a destra adesso l'abbiamo quasi chiuso, Ci manca proprio 1,05. A sinistra un po' più della vergogna, dai, diciamo un 6-7 mm. Forse anche il centimetro qua. 29, vergogna. Raga, veramente, cazzo, mi ha stupito questa moto, Oh, le gomme sono calde e sono anche troppo gonfie. Si sente che sono gonfie di concessionario. Ma che figata, guagliù, che figata di moto. Porca vacca, io lo so che me la compro adesso. Io già la volevo prima della 09. Solo che poi giustamente, come già vi ho detto prima, non voglio essere associato a questa categoria di gente. Quindi ora ne prendo una, la alleggerisco completamente e la trasformo in un cross. Che belli, veramente. Oh, perché non ne ha acceso lo schermo sopra? Un po' rilento, va? Se vai di fretta ti ingrippi. Qua è tanto umido. No, amo, ho messo tutto a uno, perché non li so spegnere però, guarda, tutto a uno sta. Oh, se ne acciava lungo, guarda cosa. Che grande sto signore, voglio. Vedete, gli stranieri, cioè quello c'ha la targa e si è fermato perché ha visto che eravamo un gruppo, ci ha fatto passare. Si fa sulla destra per farci superare, voglio, che bello. Non beccare il classico frustrato italiano che se tu puoi superare, lui ti deve tagliare la strada perché no, lui è in macchina. Prendilo nel culo, comprati una moto. Madonna mia, che goduria! Quanto mi mancava guidare! Hai visto? No. Ceramiche Tamburrini stava scritto. Oh, t'hanno sbagliato, dovevano mettere la O, invece hanno messo la I. Bruni. Allora ce l'hanno proprio loro con le O. Cioè si dice Bruno, no Bruni. Ragazzi, sto sclerando, ma che volete da me? Sto andando piano. Oggi la mia giornata è alternata da stati d'umore altalenanti. Mi fa male il culo, non ho voglia di fare niente. Devo fare tutto perché se mi fermo sono perduto. Che adrenalina, questa moto mi fa parere tantissimo. Che palle, stiamo andando troppo fermi, siamo troppo lenti. Prendili come scasano. C'hanno tutti gli scarichi originali. Limitatore di scarico originale. Ma che è successo? Mi è caduto. No, cazzo. No, c'ha il piede storto, c'ha. Dai, no. Che palle, poverino. Porca troia. Troppo vicino. Chiamate l'ambulanza.
Non vi esaurite, state buoni. Sono grandi di età, no? Tengono tanto a dire che noi ragazzi siamo pazzi, facciamo e diciamo. Magari sono tutte persone adulte su pericolo popo, mamma mia. Raga, fortunatamente il ragazzo sta bene, è venuta l'ambulanza a prenderselo perché gli si è girato il ginocchio, cioè poggiando il piede a terra, la punta del piede, si è girato il ginocchio. Sono cose che capitano, siamo tanti. Adesso andiamo piano piano, andiamo a mangiare e concludiamo questa giornata nel migliore dei modi. Ma è così, bisogna stare attenti. Come stavo dicendo, non siamo persone che corrono, lo stesso le cose succedono. Io penso che se siamo più persone che corrono tipo 5, 6, 10 e ci conosciamo tutti, questo non succede. Perché alla fine, raga, bisogna capire il proprio limite, bisogna tenersi a distanza e non fare a chi ce l'ha più lungo, perché con la moto non si scherza. Una minima distrazione, anche solo di un secondo, può compromettere tutto. Mi sto addormentando. Eh sì, mi sto addormentando. Non mi è mai capitato. Mi sta annoiando in moto. Che cazzo sta succedendo? Invece ho pure 3 ore di sonno. Prendo un po' di abbattimento, stiamo andando troppo piano e la mia adrenalina sale e scende, sale e scende. Adesso è in down, quindi è come se ho un crollo. Fisicamente non mi sento la forza, non mi sento niente, mi sento... chissà spiegarmi questa sensazione, raga. Si ritorna a scuola. Oh, ma che bello! Adesso l'ho visto! Che figata! Ma che spot! Bellissimo! Va a fare la pappa. E raga, abbiamo finito questo pranzetto. Sono le 6:10. Diciamo che si è fatto un po' tardino. E abbiamo pranzato bordo cascata, non questa, una molto più bella. Però mi scocciavo di riprendere perché mi sono goduto il momento. E raga, si sta guidando mano di nuovo il CB. Il ragazzo alla fine, raga, non se ne è uscito, il ginocchio se l'è rotto. In una maniera veramente, raga, non è caduto. Gli ha toccato la punta a terra in curva e si è rotto il ginocchio. Assurdo veramente. Facciamoci qualche curvetta tranquilla. Che bella, che curve che fa, raga. Raga, l'Africa Twin adesso sfiderà un CBR 1000 e un Hornet 1000. Siete pronti a vedere come gli diamo in testa? Ah sì, è automatica in tutto questo, quindi non ho nemmeno la frizione. Andiamole a prendere. Che figata di moto! Che figata di moto, ragazzi, mantiene la strada benissimo. Non me l'aspettavo veramente, raga. Non me l'aspettavo veramente. L'Africa va una bellezza. Il punto è che io ho provato quella con la ruota da 21, cioè col 19, raga, cambia tutto. Ma è anche molto più bassa. Beh, poi ho scoperto dopo che questa è anche la sella ribassata. Però, cioè, l'anteriore è più bassa. Ti permette di lavorare molto, ma molto meglio in curva. La puoi buttare giù, non senti un minimo tentennio. Cioè, raga, scende giù una bellezza. Controbilanci, esci con il corpo. Mantiene bene tutto. Benvenuti, welcome, bienvenus. Bienvenus. Io non so parlare francese. Oh raga, esce dalle curve perfette. Non si scompone minimamente. Da sto stronzo. Sono anche io lo stronzo che stavo correndo. Questo sì, era in fase di accelerazione. È stato quello il mio sbaglio. Curva C, col Felice, direzione Cassino. Stiamo a fare tutti i paesini interni. Non so di non esserci mai stato a Roccasecca. Guarda questo, guarda questo. Diciamo che lo stop l'hai lasciato là, lo stop. Però raga, se chiedono scusa non succede nulla. Ti possono anche ammazzare, ma se chiedono scusa è giusto. Quando vogliono fare gli stronzi, guerra più che mai. Anche perché c'è là è palesemente torto, C'erano anche le moto. Non stiamo correndo e stiamo tenendo un passo che è 70, 60, 50. È un passo giusto per dove stiamo camminando. Non siamo né veloci, non siamo né eccessivi. Però guardatevi attorno. Scendi un attimo, scendi. Divertito? Sicuramente non ti addormenti. A posto. Cioè sei in prima adesso. Come questo. Però poi se hai sfrizioni Si leva. Cioè si leva le clutch e ritorna normale. è meglio allora. E allora usa la frizione. E come sempre raga,
becchiamo i caselli intasati tutte le porco giuda di volte e noi paghiamo anche un botto di soldi. Vaffanculo. Ma possibile mai? Ogni casello intasato chiappammo noi, ma piglio biglietto, non sa da pava niente. Una volta chiappassimo un casello libero, una volta. Di servizi a più non posso. Oh, e come viaggia, raga, porco giuda. L'unica cosa, vabbè, ad oggi ormai non sono più abituato a tutto questo vento, sia sulle braccia. Il cupolino aiuta tantissimo, il cupolino alto, rivoluzione. Prendi un po' di vento qua, ma c'è relativamente pochissimo. Sulle braccia però ti spallottola, cioè te lo senti proprio sulle spalle. Oh, comunque testa marcia, 6.000 giri, 170, amore, nemmeno 6.000 giri, 5.500, spettacolo. Filo di gas, viaggia che è un piacere. Il vento sulle braccia disturba, sulle gambe se stringi questo avendo il serbatoio grande, zero aria. Però raga, sulle braccia si scombussola un po'. Caga il cazzo. Cazzo guardi. Siamo in Campania, sì! E raga, si sono fatte le 8 di sera, siamo ritornati a Parete. Ci siamo persi diverse volte a finire 1 ora e un quarto di autostrada, però ci siamo divertiti, devo essere sincero raga, sta moto mi ha stupito. Anche perché questa è l'Adventure, quindi più pesante, serbatoio più grande, pesi sono gestibilissimi, super divertente, potenza che madonna mia raga, madonna mia. Tanta roba, peccato che la categoria che compra questo tipo di moto qui è gente in merda, parliamoci chiaro. Benvenuti a Parete, la città delle fragole. Ah, lo dico io sempre che è la città delle fragole, c'è scritto sui segnali. Non vedo l'ora di fare la pipì, mi sto fischiando sotto. Signori, dirvi che sto messo malissimo è poco. Non so pratico della zona. Di qua penso c'è il palazzo ducale e il museo della fragola. Sono tutte corti qua e si entra dentro. Ah, che bello però. Sembra Mondragone. What? Penso di non essere mai stato in questa parte di Parete. Questa è una rotonda intelligente. Dove devo andare? Sempre dritto? Ah sì, cioè fanno il mercato qua. Ok, sì. Non ti vuoi buttare tu, mi butto io. Ah, c'è la festa, la processione, è vero, ce l'ha detto pure tua zia. Ma so qua, veramente che ci vuole guardare. E volate, bastarde! Ma tu c'è Pisa, bella pu! Lo so, che si sono fermati tutti quanti sulla destra, sull'autostrada, aspetta, e tu ti inviato un Feliciano.